Presidente, grande successo oggi qui a Confindustria Giovani con i giovani che cercano idee innovative per questo concorso Digital Hub. Sì, il concorso Digital Hub che di base si chiama il concorso Tempi Moderni, che teniamo dal 2001, quindi da 15 anni coinvolgiamo le scuole superiori e università a creare idee di impresa. Quest'anno la tematica è il digitale. Oggi nello specifico abbiamo il workshop dove creeranno le idee di impresa, quindi abbiamo 250 studenti provenienti di tutta la regione Veneto che formeranno dei gruppi e creeranno delle idee di impresa appunto nell'ambito digitale. Verranno valutati poi dalla commissione tecnica a cavallo da oggi al 31 di maggio, che avremo la premiazione finale, verranno valutati secondo determinati canoni e verrà poi estratto il vincitore al 31 di maggio qua in Confindustria Venezia. Oggi seguiti da tutor, anche dagli esperti degli imprenditori. Sì, abbiamo degli esperti provenienti dalle università, ma anche professionisti, sempre nel campo digitale, che accompagnano i gruppi di lavoro a generare queste idee. Un concorso che sarà inserito in una piattaforma fatta da voi. Sì, noi stiamo per creare una piattaforma digitale che sarà un incubatore virtuale dove collocheremo 3 tipi di profili: chi ha le idee, quindi gli studenti o chiunque abbia un'idea. Il secondo profilo sono le aziende, le PMI che possono sviluppare le imprese, e gli angel, quindi i finanziatori di queste idee. Questa piattaforma creerà delle interazioni in base all'idea e creerà appunto dei gruppi di lavoro e sfoceranno in nuovi modelli di business o diversificazione e innovazione per le PMI.